Appassionati di futsal, un cordiale saluto dal Pala Olgiata di Roma, dove oggi vi racconteremo la sfida tra Italpol e Fortitudo Pomezia, anticipo della settima giornata del girone C del campionato di Serie A2. Sfida che inizia in questo istante con il primo pallone giocato proprio dall'Italpol. Riconquista il pallone Fornari, attenzione, va col mancino, subito pericolosissimo il Pomezia che lascia scorrere il pallone per Fornari, palla in mezzo, Papu va col destro, respinge Gravina e poi il palo colpito da Batata del girone C del campionato di Serie A2. Attenzione però all'Italpol, Osni Garzia spara alto, si era liberato benissimo sull'out di sinistra il numero 2. Stasera al Pala Cesaroni di Genzano ci sarà un altro anticipo della settima giornata, ma intanto arriva la rete del Pomezia con Batata che si fa trovare pronto sul passaggio di Fred e da due passi scarica in porta la rete dell'1-0 del Pomezia. Molto larghi, Mazzuca palla in mezzo e arriva la rete di Taloni che pareggia l'incontro su questo calcio d'angolo. Difesa del Pomezia immobile, Taloni riceve il pallone sul secondo palo e da lì è un gioco da ragazzi metterla alle spalle di Mazzuca per la rete che vale l'1-1. Attenzione all'Italpol con Bernardez che va in mezzo, deviazione, Batella da due passi non riesce a trovare il clamoroso gol del sorpasso. Fred prova a liberare il destro, la riconquista l'Italpol che può provare il contropiede, Taloni davanti a Mazzuca, anzi Osni Garzia che trova il gol del vantaggio, clamoroso al Pala Olgiata con l'uomo in meno, l'Italpol riesce a partire in contropiede e Osni Garzia trafigge Mazzuca per il 2-1 dell'Italpol. Di 1-1 con la squadra di casa che è riuscita a trovare addirittura il vantaggio, ma arriva l'immediata reazione del Pomezia dopo solamente 10 secondi, l'imbucata, Lemos a tu per tu con Barigelli, non sbaglia e firma il pari immediato. In verticale Fornari prova a girarsi, palla che scorre per Lemos che rientra sul mancino, Lemos per Fornari ed è un gioco da ragazzi per lui siglare il vantaggio del Pomezia. Grande merito del gol va dato a Lemos, infatti Fred lo abbraccia e lo indica come a dire ringraziate lui per questo gol. Baltato lo svantaggio e ora conduce Osni Garzia, partita pazzesca al Pala Olgiata, la doppietta di Osni Garzia che firma l'immediato pareggio. Incredibile partita al Pala Olgiata, 3-3, già 3 reti in 1 minuto e 47 secondi in questa ripresa di Fabrizio Ranieri, direttore tecnico dell'Italpol, ma intanto arriva la rete del vantaggio dell'Italpol con Taloni, con l'Italpol che ha battuto all'improvviso il fondo laterale. Pomezia che non se l'aspettava è andata a subire la rete del 4-3 che vuol dire vantaggio dell'Italpol. Ancora Lopez che lotta, arriva sul pallone, la mette sul secondo palo per la corrente Bernardez che non riesce ad arrivare sul pallone per questione di centimetri il compagno. Poi Lemos, Papu, allora Follador va col destro, gol pazzesco di Zanella che trova un angolo impossibile, il velo del compagno, palla che si è insaccata sul secondo palo dove Barigelli non ci poteva arrivare per il gol del 4-4 del Pomezia quando manca 1 minuto e 49 secondi alla fine del match. Lemos va col mancino, palla sul secondo palo e poi Barigelli la blocca, la porta è vuota, va al tiro la palla che termina in calcio d'angolo, la tocca Follador ma c'è 1 secondo da giocare perché l'Italpol ha la chance di andare in porta con Ippoliti, palla che termina fuori e arriva la sirena che decreta la fine dell'incontro. Italpol e Fortitudo Pomezia si dividono la posta in palio pareggiando per 4-4. Siamo con Daniel Taloni, pareggio interno con una squadra fortissima, è arrivato un 4-4, c'è un po' di rammarico per come è andata, potevate anche vincerla. Sì, c'è tanto rammarico, poi certo noi comunque avevamo tante defezioni, in più il rosso a Badella, quindi però giocavamo contro una squadra fortissima
quindi, però alla fine poi si era messa bene e c'era rammarico. Ha girato il rosso a Batella, sotto di un uomo, siete riusciti anche ad andare in vantaggio. Lì avete dimostrato che comunque l'Italpol è una squadra molto forte. Sì, ma noi comunque lo sappiamo di essere una buona squadra, dobbiamo continuare così. Noi sicuramente non siamo da 7 punti, quindi dobbiamo lavorare e comunque evitare magari di prendere gol agli ultimi minuti che in queste settimane ci sta comunque penalizzando. Ora c'è il turno di riposo, avete un po' di tempo per recuperare le forze, mettere a posto le idee e poi provare magari l'attacco ai playoff. Sì, sì, sicuramente servirà questo riposo, dobbiamo prendere ancora più certezza lavorando in allenamento e sì, questa è una squadra da playoff secondo me. Grazie. Grazie a voi.